La nostra non è una battaglia ideologica, ma la divisione è sicuramente uno strumento per migliorare la qualità della vita e sicuramente per abbattere drasticamente i costi della politica. È stato stimato un risparmio in termini di costi per la politica di 120 milioni di euro all'anno. Dica lei se questo è poco. Lo studio scientifico presentato dall'associazione Invest Club Venezia va a sfatare il luogo comune che vorrebbe i costi della politica raddoppiati in caso di separazione amministrativa tra le due città. Per legge innanzitutto il costo dei consiglieri comunali creando due comuni, diminuendo quindi la popolazione per ciascuno dei comuni, costerebbero di meno, costerebbero un po' di più i sindaci perché sommati, voglio dire, darebbero numeri un po' più grandi di quelli attuali, ma sicuramente nel calcolo vengono anche ricomprese le municipalità che verrebbero cancellate ovviamente. All'iter burocratico del referendum manca il parere obbligatorio e non vincolante del commissario Vittorio Zappalorto, che dovrebbe arrivare in queste ore. Le sue dichiarazioni della vigilia non sono piaciute ai comitati per il referendum. Dà dei giudizi che non gli competono perché ritiene di riservarsi il potere di dare un giudizio di ammissibilità giuridica, cosa che non gli è permesso dalla legge, e di calendarizzare anche il referendum, da quello che ho sentito, a dopo le elezioni amministrative. Ecco, voglio dire, sicuramente il commissario non detta le tappe della democrazia.